Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con A voi la linea. In base all'accordo tra il generale Figliuolo e le farmacie, ora le mascherine FFP2 saranno vendute a 75 centesimi l'una. Qual è la situazione a Udine? Ce lo racconta Isabella Gregoratto. Vediamo. Da oggi mascherine FFP2 a 75 centesimi, perlomeno è quanto dice il protocollo al quale le farmacie stanno aderendo proprio a partire da oggi. Ne parliamo con Maria Giovanna Paulitti della farmacia Colutta di Udine. Qua voi avete già cominciato, già aderito praticamente da oggi. Come vi sono arrivate le indicazioni? Vi avete già messo lì, c'è il cartello? Sì, stamattina abbiamo deciso di aderire immediatamente al protocollo d'intesa del generale Figliuolo con Federfarma, quindi ogni mascherina FFP2 costerà 0,75 centesimi, fino a ieri invece le farmacie potevano scegliere il prezzo, era un prezzo libero, quindi si trovavano, insomma oscillavano da 80 centesimi a 1-2 euro, adesso non lo so, non sono andata a fare i controlli, però sì, il prezzo era assolutamente libero e abbiamo deciso di aderire subito a questo protocollo che dura tra l'altro fino al 31 marzo 2022, proprio per permettere a tutti di poter partecipare a tutte le attività dove ormai è obbligatorio, quindi piscine, palestre, teatri, cinema, proprio in un'ottica mezzi pubblici, proprio in un'ottica di rete per proteggerci e proteggere le altre persone in un momento in cui i contagi stanno assolutamente schizzando. Sono disponibili ormai in tutte le farmacie perché fino al 31 ci sono state obiettivamente delle problematiche di reperibilità. Ad oggi possiamo dire che non ce ne sono più, sono disponibili ovunque e in grandi quantità. Infatti qui voi avete un bel rifornimento e quindi non ci sono preoccupazioni. E nei giorni scorsi anche voi avete avuto problematiche di persone che vi venivano e non la trovavano? Sì, allora sì, abbiamo avuto dei clienti che cercavano delle mascherine, non siamo riusciti a rispondere a tutte le richieste, soprattutto per chi voleva determinate tipologie di mascherina, dal colore al tipo, però insomma ad oggi per fortuna siamo tutti ben coperti, quindi ci possiamo proteggere e aiutare anche gli altri a vivere più serenamente in questo momento. Ecco, anche perché lo ricordiamo che le mascherine FFP2 proteggono se stessi e proteggono gli altri. Sì, molto di più di una chirurgica, durano 8 ore, dopodiché comunque bisogna cambiarla e sono sicuramente molto più sicure. E con una richiesta che le hanno fatto, si possono riutilizzare, si possono lavare, vero? Allora, si possono riutilizzare all'interno delle 8 ore, sempre stando attenti a lavarsi le mani nel momento in cui si applicano e si tolgono. E dopodiché non sono assolutamente lavabili, quindi no, sono utilizzabili usa e getta della serie, no? Quindi 8 ore e poi si buttano via, assolutamente. Ecco, e possiamo chiudere questo collegamento da Piazza Garibaldi a Udine, proprio mostrando ai telespettatori che effettivamente qui le mascherine ci sono, come ci saranno in tutte le farmacie, e in tutte le farmacie che aderiscono al protocollo d'intesa costeranno, come lo vediamo qui sul cartello, mascherine FFP2 a 0,75 centesimi. Restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella. Sempre più schierato a favore dell'obbligo vaccinale il mondo dei sindacati, con ieri il segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini a spingere ancora una volta per la vaccinazione obbligatoria. Anche in Friuli Venezia Giulia il pensiero è lo stesso e ce lo testimonia William Pezzetta, segretario regionale CGIL. Vediamo. Obbligo vaccinale per tutti, obbligo vaccinale per i lavoratori, una delle tematiche più pressanti proprio di questi ultimi giorni. Il segretario nazionale della CGIL Landini dice sì, obbligo vaccinale per i lavoratori, ma questo obbligo deve essere esteso a tutti. Lei è sulla stessa linea chiaramente. Sì, non solo perché lo dice Landini, ma sono convinto, noi dall'anno scorso, dall'inizio subito che abbiamo detto che la soluzione per uscire fuori da questa pandemia era quella dell'obbligo vaccinale per tutti, per non creare anche differenziazioni. Ora se ne sta discutendo, stiamo leggendo anche sui giornali, ci sarà una riunione del Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni dove vorrebbero estendere l'obbligo vaccinale per chi lavora. Ecco, quello che noi continuiamo però a ribadire
e che questo obbligo va esteso a tutti per non creare proprio differenziazioni, perché il tema della pandemia è un tema che riguarda tutti. Tra l'altro proprio in questi giorni la pandemia sta creando problemi sui posti di lavoro. Sì, siamo nel mezzo ovviamente di un'ondata di pandemia e chiaramente il mondo del lavoro ne sta risentendo. Credo che adesso alla ripresa piena, dopo la pausa natalizia, ci troveremo di fronte in molte realtà con problemi proprio di assenze dovute a malattie da Covid. È chiaro che è importante trovare delle soluzioni anche organizzative, tenendo conto che ci saranno una percentuale di assenze dovute al virus. Uno dei temi è il vaccino, chiaramente, l'altro è quello di dare continuità ai protocolli di sicurezza che noi abbiamo e che tanto bene hanno fatto nel corso degli ultimi anni, cercando poi tutta una forma anche alternativa di organizzazione condivisa tra sindacati e azienda. Poi c'è anche il tema dello smart working, magari, che però riguarda soprattutto il settore impiegatizio, laddove si può magari si lavorerà da casa. Ecco, nonostante il Covid, l'economia sta comunque riprendendosi, sta migliorando, ma effettivamente la qualità del lavoro, si parla di nuova occupazione, però il precariato sta aumentando? Allora, l'economia è ripresa, nonostante ovviamente l'aumento anche del costo dell'energia. Però la pandemia da questo versante qua non ha insegnato nulla, perché le assunzioni sono riprese ma tutte precarie. Diciamo che c'è stato un aumento del ricorso al precariato con le forme più svariate di assunzioni e questo anche taglia le gambe al futuro di un paese. Un paese che si basa sul precariato è un paese che secondo me non darà qualità al suo futuro. Noi lo stiamo dicendo, lo abbiamo anche ribadito che manca questa svolta anche dal punto di vista proprio da parte delle istituzioni, è una svolta che noi chiediamo fermamente e sulla quale speriamo si possa fare. Il precariato va ridotto al minimo. Senta, è una regolamentazione dello smart working? No, certamente anche questo, la pandemia ha accelerato il ricorso allo smart working, soprattutto nel pubblico impiego, ma anche in molte realtà ovviamente del mondo del privato. C'è stato un protocollo nazionale proprio qualche settimana fa che in qualche maniera ha dato alcune linee guida, ma va assolutamente regolamentato nei contratti nazionali di lavoro, perché chiaramente ci sono molte problematicità anche legate proprio allo smart working che in qualche maniera devono trovare una condivisione tra tutte le parti per garantire quei diritti, quella tutela del lavoro che ogni lavoratore ovviamente ha bisogno. Il costo del lavoro è ancora un problema? Assolutamente sì. Noi per questo abbiamo anche fatto uno sciopero generale, perché la riforma fatta sul fisco è una riforma che di fatto non incide soprattutto nei ceti medio-basso, perché parlare di qualche euro di aumento mi permetta, non ha senso parlare di riforma. Noi abbiamo un costo del lavoro molto alto, sia per le imprese ma soprattutto anche per i lavoratori, c'è bisogno di dare salari più alti se vogliamo effettivamente migliorare anche la qualità della vita delle persone, perché oggi si è poveri anche lavorando, per cui è ancora un problema, assolutamente sì. Se lei avesse la bacchetta magica per il 2022, a che cosa porrebbe mano? Che cosa cambierebbe? Bella domanda, se avessi la bacchetta magica. Diciamo che cambierei due cose, le prime che mi vengono in mente. Una, che finisse questo virus, questa pandemia, la prima, che ovviamente penso è un pensiero che ricorre in molti. La seconda, che finisse il precariato e che si parlasse finalmente di qualità del lavoro buono. Attesa per la riunione di domani del Consiglio dei Ministri, chiamato ad adottare nuove misure per contrastare la pandemia. Le ipotesi sono Green Pass rafforzato per tutto il mondo del lavoro e nuove regole per quarantena e didattica a distanza. A favore dell'obbligatorietà del Super Green Pass, la CISL.
Trovo con Renata Della Ricca, segretaria regionale CISL, proprio per fare il punto della situazione in vista della possibilità che il Consiglio dei Ministri mercoledì decida l'obbligo vaccinale o il Super Green Pass per tutti i lavoratori. Qual è la vostra posizione in merito? Vediamo che il decreto esce il 5 gennaio, il governo è andato avanti a piccoli passi, infatti già con il decreto del 26 novembre sono stati modificati ed introdotti nuovi requisiti per il Green Pass e il Super Green Pass, perché è questo che viene richiesto adesso, un Super Green Pass che si ottiene solo tramite la vaccinazione. E noi come CISL abbiamo sempre sostenuto la campagna vaccinale, abbiamo sempre anche fatto assemblee, incontri con i lavoratori per spiegare cosa sono i vaccini. Dall'anno scorso, in primis quando è partita questa pandemia, abbiamo fatto anche dei protocolli con le varie parti datoriali, con Confindustria, con gli artigiani, proprio per mettere in sicurezza i posti di lavoro. Il Green Pass è rafforzato, il Super Green Pass è già obbligatorio in diversi settori, pensiamo alle piscine, ai cinema, alle mostre, agli stadi, quindi si andrà verso tutto il mondo del lavoro. Già oggi è obbligatorio per tutto il personale sanitario, per la sanità e gli amministrativi, per la polizia locale, la polizia penitenziale, i vigili, tutto il settore della scuola, quindi piano piano si andrà verso tutto il mondo del lavoro con l'obbligatorietà del Green Pass rafforzato. Quindi è un incentivo a vaccinarsi, ma che cosa accadrà nel momento in cui appunto sarà obbligatorio il Super Green Pass ai lavoratori che invece non sono d'accordo nel vaccino? Abbiamo chiesto dal livello nazionale un incontro con il governo per capire se tutti i lavoratori saranno coinvolti e come si proseguirà per chi non ha il vaccino, perché nel settore della sanità, della scuola, chi non ha il vaccino ad oggi viene sospeso senza stipendio e quindi sarà il futuro anche per tutti gli altri lavoratori. Questa fase va avanti fino al 31 marzo, quando scadrà lo stato di emergenza, se non verrà prorogato. Nella nostra regione ci sono già percentuali, si può già capire come sarà la situazione di chi appunto non è favorevole al Super Green Pass? Allora, parlando anche negli ultimi giorni con i vari colleghi dei vari settori, ci sono i settori dove i lavoratori sono vaccinati quasi al 99%. Abbiamo ancora qualche resistenza nella sanità, dove ci sono degli infermieri che non sono vaccinati, infermieri e operatori sociosanitari e alcuni medici. Speriamo che la gente capisca che il vaccino è vita, il vaccino ci tutela anche per poter riprendere una vita normale come prima della pandemia. È il momento di una breve pausa pubblicitaria, ci ritroviamo subito dopo. Rieccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A voi la linea. A poche ore dall'accensione del Pignarul Grant di Coia, l'unico autorizzato dalla Prefettura di Udine, la Proloco di Tarcento fa sapere che saranno incendiate anche le altre pire delle valli del Torre, oltre 15. Intanto il vecchio venerando invita alla prudenza per tutelare la salute di tutti. Siamo giunti quest'anno alla 94esima Epifania qui a Tarcento e purtroppo per il secondo anno avremo molte limitazioni. È previsto solo il passaggio di Cattina e la Befana la mattina per i bimbi, ma una cosa molto veloce evitando assembramenti, e l'accensione del Pignarul Grand alle 19 e di tutti i Pignaruli della Conca d'Argentina senza pubblico e nella massima sicurezza muniti di Green Pass. Sono state fatte delle riunioni con i Pignarulari che si sono dichiarati tutti disponibili ad osservare le disposizioni prefettizie e quindi noi siamo sicuri che verranno rispettate.
Noi avevamo il totale di 12 Pignarui, però abbiamo 3 Pignarui non solo del nostro comune, ma di Lucevera, di Magnano e di Montenars. E quelli di Tercento verranno accesi alle 19 del giorno 6 gennaio. Allora, fra non molto si accenderà, si darà fuoco al Pignarul Grant di Tercento, che è un qualcosa, diciamo, che si mantiene per tradizione e che quindi è personalmente un dovere adempiere a questo compito. Si raccomanda alla gente, a chiunque venga sul posto, di mantenersi lontano il più possibile, anche se no, si raccomanda la distanza, la correttezza, il rispetto soprattutto, perché purtroppo in questi ultimi tempi manca, e mi auguro che tutti siano coscienti in questo dato di fatto, tenendo presente che ci troviamo in una situazione particolare in cui la malattia purtroppo continua a fare il suo lavoro. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, si ricandiderà per le elezioni di quest'anno. Il primo cittadino, che è sostenuto dal centrodestra, ha come obiettivo arrivare ad indossare la fascia tricolore nel 2025, anno in cui Gorizia e Nova Gorica saranno capitali europee della cultura. Bene, allora siamo qui col sindaco di Gorizia, che naturalmente è ospite qui in studi di Telefriuli. Caro sindaco, allora nella tarda primavera di quest'anno si torna al voto, lei si ricandida, no? Sì, ho già sciolto la mia riserva, ci sono le condizioni per una mia ricandidatura, quella che avevo posto, ma peraltro anche come la collega Cisinta a Monfalcone, che coloro che eletti nella maggioranza 4 anni fa hanno tradito la volontà degli elettori e perciò si sono collocati insieme all'opposizione durante questi 4 anni, che non venissero candidati. Perciò tutti i partiti, da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega Salvini, Progetto FUG, hanno confermato la volontà di candidarmi e a questo punto ho sciolto la riserva. Ecco, nel frattempo però Gorizia, che ha avuto uno sponsor eccezionale nel Presidente della Repubblica Mattarella, si va al voto qui anche al cambio del Capo dello Stato, perché visto che Mattarella non vuole tornare sui suoi passi, e quindi uno sponsor forse verrà a mancare per Gorizia. Ma assolutamente, io devo essere sempre grato al Presidente Mattarella, come peraltro anche al Presidente sloveno Pahor, perché rammento ancora, come fosse ieri, quando eravamo in zona rossa, non lo scorso, ma perciò 1 anno e pochi giorni fa, come sempre ho ascoltato l'intervento del Presidente a Reti Unificate, stavo cenando delivery con mia moglie a casa e ho sentito all'improvviso Nova Gorizia. E stavo per dire a mia moglie, hai sentito? Sembra quasi avesse detto, poi ho sentito Gorizia in chiaro e stava per andarmi quasi di traverso, al di là delle battute. Siamo sempre riconoscenti anche perché lui ha colto fino in fondo, insieme al Presidente Pahor, qual è la ragione per cui per la prima volta non c'è un'unica città capitale europea, ma un ticket, un abbinamento Nova Gorizia con Gorizia, perciò due città appartenenti a 2 nazioni diverse, perché noi abbiamo saputo interpretare il confine non come elemento di divisione, ma come elemento di coesione, e allora sì che noi potremmo essere una testimonianza sia in Europa, come lui ha spesso sottolineato, e nel mondo, laddove il confine ancora rappresenta invece un elemento di divisione. Ecco, quest'anno è un anno particolare, un anno cruciale, non solo per la candidatura del sindaco di Gorizia, ma per Gorizia in particolare, però un pensiero, un qualcosa che vorrebbe si avverasse quest'anno. Ma guardi, se devo essere sincero, forse lei si meraviglierà, perché non chiedo un qualcosa in particolare, risorse o qualunque altra cosa per la nostra città, ma quello che vorrei si realizzasse è un qualcosa che vale per tutto il nostro paese e non solo. Noi stiamo assistendo, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, 2 anni, ad una sorta di guerra civile nel nostro paese, provocata dalla disciplina che viene applicata da una parte e
contestata dall'altra relativamente al Covid. Abbiamo assistito a degli eccessi, ma veri eccessi, insulti, minacce di morte nei confronti dei media, manifestazioni di piazza, una violenza alla quale prima non avevamo mai assistito. Ecco, il mio desiderio è che ritorni tutto nell'alveo del dibattito politico, della dialettica. C'è sempre stato, anche tra destra e sinistra, pensiamo tanti anni fa, nei consigli comunali, nel Parlamento, acceso dibattito che però, usando una metafora presa a prestito dallo sport, imponeva il terzo tempo, verso sempre rispetto per la persona, grande rispetto per le idee altrui. Non siamo affatto, come qualcuno sostiene, in regime di dittatura, perché se fossimo in un regime di dittatura non sarebbe consentito a chi dichiara di essere in dittatura di poterlo fare. Bene, grazie al Sindaco a questi propositi che concordiamo anche noi. Salutiamo e congediamo il Sindaco di Gorizia. Grazie a lei, grazie ai telespettatori. Ed è conto alla rovescia per l'avvio dei saldi invernali. Da domani si potranno fare acquisti di articoli scontati dal 30 al 50%. A Udine in qualche negozio sono già iniziati ma con poco movimento. I commercianti sperano di recuperare i mancati introiti del periodo prenatalizio. Vediamo. Ai blocchi di partenza la stagione dei saldi. In Friuli Venezia Giulia partiranno mercoledì 5 gennaio per protrarsi fino al 31 marzo. In città c'è chi ha cominciato in anticipo a vendere a prezzi ribassati anche del 50% per cercare di recuperare i mancati guadagni del periodo prenatalizio. In realtà sono iniziati per noi pre-saldi, c'è già abbastanza movimento ma si aspetta un pochino di più per i veri e propri saldi che partono il 5. In realtà anche un po' il tempo è un po' quello che è, però in realtà qualcuno già si sposta. Diciamo gli sconti, da che cifra, da che percentuale? Dal 50%, direttamente al 50% partiamo, si spera sempre che si possa fare sempre di più anche rispetto all'anno scorso che era anche un po' più a rilento, diciamo, quindi vediamo in questi giorni come va. Spero che si lavori, però sono ormai 2 o 3 anni che i saldi si fa quel che si fa la prima settimana, finché la gente trova gli articoli che gli interessano a un prezzo equo. Poi le dirò che sono abbastanza legati anche al negozietto dove si sono trovati bene. Detto questo, noi sinceramente ci sono venuti a mancare un po' di turisti, soprattutto gli austriaci, che sono quelli che la merce italiana gli piace, da loro comunque è un 30% in più. Purtroppo loro ci mancheranno. Ma è vero che c'è anche meno gente che passa per la strada, soprattutto in questo periodo? Dal 20 di novembre, da quando ho iniziato a martellare alla TV con i contagi, con la Omicron, questo e quell'altro, sempre meno gente. Poi le dirò che c'è tanta gente a casa ammalata, ma non perché è ammalata seriamente, ma perché è stata a contatto con qualcuno che ha preso il Covid, o chi ha l'influenza, o chi comunque a una certa età ha paura di uscire. C'è sempre meno gente, gli abitanti sono quelli e non è che li possiamo clonare. Purtroppo è così, però speriamo bene, io spero che qualcosina si faccia. Sono dell'idea che fino al 10-15 gennaio qualcosa si dovrebbe fare. Pronta per i saldi? Intende fare acquisti? Sì, pensavo di sì, di andare a cercare degli stivaletti. E quindi ha aspettato questo periodo proprio per fare affari? Sì. Io in realtà ultimamente nei negozi non è che vedo così tanta scelta. Esatto, cioè una cosa che mi mette un po' tristezza questo. Basta. Cioè che siamo un po' più incentivati verso l'online piuttosto che il negozio fisico. Io non metto, diciamo, tante cose per comprare prima l'armadio per mettere dentro le cose. Io compro le cose che ho bisogno, vedo il prezzo che era per me vantaggioso, che è anche giusto, compro. Quando non va bene io lo ringrazio, lascio il negozio e poi vado a cercare quello che ho bisogno, forse in un altro luogo. Tutto là. E anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.